scusate, sorrido perché gli amici sul gruppo si stanno divertendo a fare i vocali di Antonio Conte che prepara la formazione. Un Antonio Conte sereno, onestamente mi è sembrato abbastanza sereno, conferenza breve ma intensa, degna di degna, forse non è io non sono degno. Cominciamo. Sì, perché ci svegliamo presto, stiamo ancora un po' mezzi dormendo, mi sono un poco consolato, diceva Edoardo, mi sono un poco consolato, Otune Marz se non sbaglio, ma poi posso approfondire. Raffaello Eroico, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i miei eroi che guardano tutto il video fino alla fine, lasciano il like prima, durante, dopo, preventivo, siete veramente straordinari. Come è straordinaria la stagione del Napoli, perché a prescindere da tutto certe cose non ce le potevamo aspettare e le stiamo vivendo. Ci spostiamo con una brava tattica, questa è un po' la faccia che lui fa quando esplode il volume, che si comincia, si prende un po' paura, ma lo vedrete adesso nell'intermezzo. Vi anticipo, le domande non sono tutte sono da premio Pulitzer, però il mister mi è sembrato molto sereno e questa penso sia la cosa principale. La prima domanda è se questa è la partita più importante dell'anno e thank God, Conte dà una risposta talmente sincera, perché lo guarda e dice sì, ma non è la partita, non può essere la partita più importante, a differenza di quando il Monza, la finale dei mondiali, che è chiaro che lo devi dire perché devi tenere tutti sul pezzo, non sono retrocessi, non sono scarsi, ma se la domanda è la partita più importante dell'anno, la risposta deve essere no, perché ce ne sono poi dopo altre tre. Tu vinci domani, era la più importante, poi perdi le altre tre, cosa inauspicabile, e che fa? Ne fate niente, quindi non può, è la prossima che è quella sempre più importante. Alcune frasi fatte ci dovrebbero insegnare il calcio. Comunque ne mancano 4 sia per noi che per loro, obiettivi diversi ma dobbiamo stare sul pezzo. Sono usciti i bambini che urlano e mi fanno entrare le cose negli occhi. Cambiare l'impianto, la difesa l'ha convinta, adesso visto la situazione di emergenza, insomma ci avviciniamo a quella domanda là che poi dopo sarà presa di petto, e Conte ribadisce sì, noi abbiamo sempre trovato delle soluzioni, fatto di necessità virtù. Poi per esempio con il Monza la aggiusti in corsa, cioè avevamo cominciato in un modo, poi abbiamo cambiato ed è arrivato il risultato. Conte è consapevole, lo dice chiaramente, dice se vinci, se il risultato arriva, hai scelto bene. Lo so che non dovrebbe essere così, non mi piace che sia così, ma d'altra parte. E poi dice una cosa che forse potrebbe essere sottovalutata da molti, dice io cerco di mettere i giocatori migliori. Quindi è un Conte che preferisce puntare sulla qualità intrinseca dell'11 iniziale piuttosto che sul suo modulo preferito e su quello che magari lui ha in testa, così. Quindi adattare, proprio la cosa che dice all'inizio, adattare il suo modulo a seconda degli 11 che vuoi schierare, in modo da metterli, esaltarli e mettere in condizione di dare il meglio. E poi ribadisce: non saremmo la migliore difesa d'Europa se non fossimo stati bravi a metterci in condizione di. Quindi insomma, è una conferenza dove lui si fa, e giustamente si fa anche un po' di complimenti. Poi arriva la domanda, quella là bella. Ma Lecce è una partita diversa, ma Conte uomo, l'uomo Conte. Seguire la Gazzetta dello Sport. Salve mister, eccomi. Salve. Buon pomeriggio. Ma Conte uomo, l'uomo Conte quando torna a Lecce, e che due coglioni. Vivo a Torino ma Lecce vabbè, ciao. Senso di responsabilità è aumentato dopo l'inizio, la folla eccetera eccetera, è aumentato il senso di responsabilità visto che siamo l'altra domanda di una banalità sconcertante. Conte deve ripetere ho ricevuto prima di dare, e ribadisce, dice intanto già ho dato, nel senso che siamo arrivati in Champions con 4 giornate d'anticipo e quindi già abbiamo raggiunto l'obiettivo per cui
alla fine, per cui sono stato chiamato, la cosa più importante. Sappiamo che quanto è importante la Champions per tutte le squadre, dice Conte. E poi vediamo, visto che l'altro obiettivo era dare fastidio, vediamo quanto fastidio riusciamo a dare per l'obiettivo ulteriore. Però, dice Conte, qua ci riporta sulla terra, dice umiltà generale, perché ricordiamoci che 2 giornate prima stavamo a -3, adesso stiamo sopra, però calma, nel senso che mancano ancora 4 partite, non ci facciamo lui dice proprio il mondo Napoli sta partecipando a tutto questo, calma tutti, nel senso, se ci esaltiamo troppo c'è il pericolo di quella presunzione di aver già fatto, non abbiamo proprio fatto ancora niente, quindi fa bene a tenerci quei piedi per terra, secondo me, senza poi dire non lo possiamo fare, si può fare. E ribadisci, io ho vinto e ho perso nelle ultime giornate scudetti, quindi si può succedere veramente qualsiasi cosa nel finale. E nella domanda successiva, bravo questa volta il giornalista che dice sì, ma lei da allenatore non l'ha perso nelle ultime cose, dice no, da giocatore che ci fa male lo stesso, però è sfiziosa l'appunto che dice da allenatore lui è uno che difficilmente, quando si mette poi in testa, perde la vetta nel finalissimo. E Conte poi dice la storia non è un marchio indelebile, cioè le cose possono cambiare. Certo è, e questa è una frase che onestamente detta là così, buttata lì così, però ha una certa sensazione, dice io qualche scudetto l'ho vinto, qualche scudetto, perché poi se fai la conta del palmarès, noi siamo un attimo indietro. Ma lui dobbiamo abbeverarci onestamente alla fonte di chi certe sfide al vertice le ha vissute, le ha già fatte, pur essendo un allenatore relativamente giovane. Qualche scudetto io l'ho vinto, quindi so di cosa parlo. Poi gli si chiede onestamente di Oliveira, se ha provato Oliveira al centro, e Conte ridendo dice ma voi sapete tutti che vi devo parlare. E evidentemente quelle cose che erano uscite già prima della febbre di Raspadori, ci dobbiamo aspettare che Oliveira centrale è una possibilità che Conte ha provato e sta valutando, per ritornare al discorso del mettere i migliori giocatori. Evidentemente lui ritiene che se li ha al massimo della forma ti puoi giocare un Oliveira, che poi ricordiamoci è una, oltre che, io la voglio spiegare, Rafa Marin, guardiamoci nell'anima, Rafa Marin non è colpa tua, è semplicemente una scelta per essere un po' più offensivi, nel senso che se tu c'hai Spinazzola terzino, Oliveira che comunque può accompagnare l'azione da centrale, siamo un po' più offensivi, magari puoi utilizzare anche Raspadori in avanti, non è per te, noi ci fidiamo di te, caro Rafa, caro Marin, ma giusto per non ci deprimiamo, perché poi puoi tornare utile, sei stato utile comunque anche tu alla causa, non ti preoccupare. Però Oliveira centrale, tu in panchina, pronto all'occorrenza, non ti preoccupare. Tra l'altro nel giorno in cui ieri mi sono guardato un po' Nathan, 2 giocatori diversi ma forse non troppo, Nathan è un po' più round nel toccare il pallone, Rafa Marin è forse un pochino più spigoloso nelle marcature, Nathan un po' più allegrotto, simili sotto un certo punto di vista, vedremo. Il 3-3 dell'Inter col Barcellona aumenta quello che avete fatto, la solita cosa. Sì, ovviamente Conte si prende il complimento, dice lo pensavo, dobbiamo fare i complimenti all'Inter, complimenti sinceri per tutto quello che hanno fatto, e quindi quello che stiamo facendo noi nei confronti loro è ancora più straordinario, va bene. McTominay è il suo più grande orgoglio, si fanno i paragoni con i vari Marchisio, Vidal eccetera eccetera, anche come media gol siamo a livelli superiori, e qua Conte si prende la possibilità di ribadire un concetto che ci aveva dato a inizio anno, cioè i giocatori devono sapere che con me migliorano, a fine anno si troveranno giocatori più forti, migliorati. Sembrano papere, sembrano le quaglie, ma sono dei bambini che urlano. Quindi è un giocatore che oggi McTominay ha più conoscenze, ha l'età importante, è arrivato all'età, questa è un'altra cosa. A Conte servono i giocatori di un'età che arrivano nella maturità, ma si deve anche capire che vuole fare da grande, perché se prima, stando al Manchester United, non era proprio un titolare fisso, inamovibile, ovviamente con noi gli ho dato anche modo di esserlo e gli ho dato anche più conoscenze, ma come lui tutti sono migliorati, altrimenti non si spiega
come abbiamo 74 punti, eccetera, eccetera. Quindi si prende un po' di meriti e secondo me fa bene anche a farlo. Il Napoli è stato primo 17 volte, quasi il doppio di quante volte è stato primo l'Inter. Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo stati costanti. E qua Conte ci dà un altro su, perché la conferenza è banale, ma Conte ci dà parecchi spunti, tante sfizi che si possono raccogliere da questa conferenza. Dice, per esempio, siamo stati costanti, le 7 vittorie consecutive, e per fare poi quest'altro filotto sempre si arriverebbe a 7 vittorie consecutive. Eh sì, perché ne abbiamo vinte le ultime 3, se vinciamo le ultime 4 si arriva. Quindi ci dà di nuovo la cosa, dice, guarda, l'abbiamo già fatto, questa è una cosa ai giocatori, l'abbiamo già fatto, 7 vittorie consecutive, è possibile farlo di nuovo, cosa che invece l'Inter non ha fatto. Però ci ribadisce anche Conte che è un dato effimero, perché a me hanno insegnato che non conta come parti e come stai andando, ma conta come arrivi. Signori e signore mie, io poi anche per questo non faccio i numeri degli youtuber, quelli là così, perché io dico sempre signori, non dico ragazzi. A me interessa anche un pubblico anche più giovane, ma un pubblico che però è maturo e pronto ad ascoltare certi discorsi, insomma, così ci divertiamo. Non mi interessa assolutamente niente. Domani probabilmente, per perdere un po' di tempo, la simulazione, perché non possiamo non sapere come andrà la cosa, però con tutta calma mettete la formazione del Fantacalcio, perché oggi si torna in campo. Lasciate il like.